Buongiorno a tutti. I quattro autori che oggi ascolteremo dalla voce coinvolgente di Giorgio Monte abbracciano un arco temporale di quasi 50 anni. Dal Maestro di Vigevano di Lucio Mastronardi, romanzo pubblicato da Einaudi nel 1962 e poi arrivato alla ribalta della cronaca con il film di Elio Petri interpretato da Alberto Sordi 2 anni dopo, fino a Il mondo deve sapere, romanzo tragicomico di una telefonista precaria, di Michela Murgia, forse la più conosciuta tra gli autori che oggi presentiamo, pubblicato nel 2010. E in mezzo ci sono altri due romanzi, uno dei maestri della neoavanguardia italiana, Nanni Balestrini, Vogliamo tutto, pubblicato da Feltrinelli nel 1971, e il libro di Andrea Baiani, una sorta di reportage giornalistico dal titolo molto significativo Mi spezzo ma non mi impiego, guida di viaggio per lavoratori flessibili, uscito nel 2006. Sono 50 anni di grandi trasformazioni sociali ed economiche che la letteratura, anche quella italiana, registra con assoluta coerenza e millimetrica precisione, con linguaggi che si adattano alle nuove realtà, ma anche rispecchiano l'alienazione, la violenza e l'ironica rassegnazione di fronte a retribuzioni da sempre inadeguate, ingiuste, poco dignitose, mai proporzionate e coerenti allo sforzo curricolare faticosamente e a lungo affrontato. Si inizia con un quadro della provincia lombarda, siamo appunto a Vigevano, nella piazza di Vigevano, fiera delle vanità di una classe di padroncini arricchiti che si pavoneggia di fronte ai passanti esibendo mogli imbellettate e fuoriserie dai motori rombanti, provocando frustrazione in chi, diligente servitore dello Stato, il maestro di Vigevano, non riesce nemmeno a pagare le spese per organizzare la festicciola della cresima del proprio piccolo erede. Sono un maestro elementare e ho famiglia. Ho moglie e figlio e il mio guadagno è sufficiente per arrivare alla fine del mese. Ada, mia moglie, mi ripete spesso: lasciami andare a lavorare. Oppure: a Vigevano lavorano tutte le donne. Ella vede che mi esaurisco fra scuola e ripetizioni private e ne approfitta. Perché non mi lascia andare a lavorare? Comprendo che il suo lavoro sarebbe essenziale all'economia della casa, oltre che delle mie forze, ma il pensiero che mia moglie di un piccolo borghese, entri in una fabbrica, si metta alla stregua degli operai, mi è insopportabile. Devi pensare alla casa, le rispondo. Nella mia casa in verità non c'è molto da fare, siamo io, Ada e nostro figlio Rino. Sei smorbio e vanitoso, mi rimprovera Ada. Mi sono accorto di essere smorbio e vanitoso alcuni giorni fa. Rino dovrebbe cresimarsi. A Vigevano la cresima è la grande festa dei ragazzini. In quella mattinata di cresima il Duomo ne pullula e sono tutti elegantissimi. Posso mandare mio figlio davanti al vescovo in mezzo a tutto quel lusso con una muda appena decente? Dissi: Rino, la cresima la farai un altro anno. Rino accondiscese. Lo dico a Don Licodori, disse. Certo, dillo a Don Licodori. E sera, da qualche minuto i bambini che tengo ripetizione se ne sono andati. L'aria della sala è ancora pregna di loro. La mia giornata è finita, penso. Aprendo la finestra. 4 ore di scuola stamattina, altre 4 di ripetizioni al pomeriggio. Ho pagato il mio dazio alla vita. Finito di lavorare, provo la sensazione che si prova appunto dopo che si è pagata una tassa. Sono un abitudinario, ormai sono come affezionato alle mie abitudini. A quell'ora è mia abitudine sdraiarmi sul divano e gustarmi l'unica sigaretta della giornata. È quasi un rito che da 10 anni ripeto tutti i giorni feriali. Ada mi porta una tazza di caffè e quindi accendo la sigaretta. Mi stendo sul divano,
Ma ecco che qualcuno è sulla porta che mi cerca. Non posso restare sdraiato, non posso bermi il caffè, non posso fumare in pace. Provo un'ingrata sensazione di fastidio. E chi è che mi cerca? È Don Licodori. Don Licodori siede ora davanti a me. Le responsabilità che si assume davanti a Dio e a Rino sono gravissime, disse impacciato ma tranquillo. Le parole contrastavano col suo modo pacato di parlare. Un altro anno, disse anche a lui. Lo sa che se il ragazzino dovesse morire finisce al limbo? La sua voce era ora incalzante. Lo sa che la grazia che il battesimato gli ha dato non è completa che con la cresima? Mi guarda, abbasso gli occhi, giù fino alle sue scarpe. Chissà come ci avrà le dita dei piedi, penso. Perché non permette che si cresimi? Mi disse. Perché sono statale, borbotto. Ma Gesù, guarda la veste dell'anima, risponde lui, e la sua voce mi suona nasale, pedante. Un altro anno, ripeto meccanicamente. Ci pensi, c'è ancora tempo. Al caffè sociale con mia moglie, un gruppetto di industrialotti se ne stavano stravaccati sulle poltroncine, con un'aria soddisfatta e beata. Ada mi indicò un tale che scendeva sotto i portici. Quello ha messo su una fabbrica di scarpe. Ha un anno meno di te, disse Sibillina. Era operaio, seguitò, ha tentato e ora guadagna 20 milioni all'anno. Più avanti mi indicò un altro. Quello ha un anno più di te e ha impiantato 2 fabbriche di scarpe all'Alfetta. Quello ha 6 anni meno di te e guadagna 200.000 lire al mese. Mentre bevevamo il caffè si fermò una fuoriserie. Scesero un industrialotto con la moglie, tutti e 2 bei grassi, di quella grassezza flaccida e molle. La moglie avrà avuto su 20 kg di oro tra braccialetti, anelli, collane, spille, lui almeno la metà. Camminavano sussiegosi. Quello fino all'anno scorso era un operaio, mi disse Ada. E lei ha cucito scarpe fino all'altro giorno, aggiunse con voce aspra e alta. Non farti sentire, sussurrai, i 2 erano proprio dietro a noi e ora usano la fuoriserie per venire a farsi vedere in piazza, come se la fuoriserie ce l'avessero solo loro, gridò. I 2 se ne andarono. Una volta a casa dissi a Ada: perché fai così? Il pane non ci manca. Lei rise con il suo solito sorriso materno. Prima di sposarti, le mie amiche mi dicevano: Ada, sposa un maestro. E lo dicevano con aria invidiosa. Ora dicono: ah, poverata, ha sposato un maestro. Si può essere poveri, ma puliti, dissi. E la rise. I bei ragionamenti del maestrucolo. Si può essere poveri e puliti, puliti, ripeté imitando la mia voce. Quindi da un cassetto tirò fuori la sua biancheria intima, un insieme di stracci, di roba rammendata, consunta, frusta. Io mormorai: beh, la mia è peggiore. A quel punto ella disse a una tutte le parole più sconce e volgari che conosceva. Io tacevo, si mise a urlare, mi scuoteva, mi spingeva. Sono sporca, sono sporchissima, fanculo, cazzo, questo è per te, fanculo, ripeteva ancora, fanculo. Passiamo argomento e trascorrono un po' di anni, quasi una decina d'anni. Siamo alla fine degli anni 60, nel 1969, l'autunno caldo. Siamo a Torino Mirafiori, nel pieno delle lotte operaie alla Fiat. E capiamo subito che la febbre delle rivendicazioni si è alzata e di molto. Ha assunto una dimensione di classe. Il linguaggio di Nanni Balestrini, uno, come ho detto, dei protagonisti della neoavanguardia italiana del gruppo 63, traslato da quello usato nei volantini distribuiti ai cancelli delle fabbriche, è diretto, aspro, violento. La classe operaia si manifesta nelle sue esplicite espressioni di lotta, barricate, blocco della produzione industriale, cortei,
Un salario più equo è reclamato con forza al nemico di sempre, il padrone. Cos'è il salario operaio? Io la busta non la leggevo mai perché non mi fregava un cazzo, ma sulla busta c'è scritto tutte quelle voci in cui il padrone divide il salario che dà all'operaio. Lo divide soprattutto in due parti. La prima parte, che è la paga base, corrisponde alle ore di lavoro che ha fatto nella fabbrica. Questa, che dovrebbe essere l'unico salario, è invece sempre molto bassa, cioè non basta mai al minimo vitale dell'operaio. Così poi c'è l'altra parte del salario, che è la cosiddetta parte variabile. Nella parte variabile possono esserci diverse voci: premio di produzione, premio di assiduità, cottimo, indennità varie, eccetera. Tutte queste voci servono solo per legare il salario dell'operaio alla produzione del padrone. Cioè il cottimo, per esempio, è la paga per il numero di pezzi che l'operaio produce. E questa poi la ragione perché il padrone e i sindacati, quando chiediamo gli aumenti sulla paga base, vogliono darceli invece sempre sulla parte variabile. Poi c'è il fatto dell'orario di lavoro, 8 ore di lavoro, quando non sono 9 o 10 che distruggono l'operaio completamente. Così poche energie gli restano nel cosiddetto tempo libero per comunicare con gli altri operai e quindi per organizzarsi politicamente. Perché più soldi in paga base significano maggiori possibilità di lotta. Noi vogliamo le 40 ore, 36 per i turnisti, pagate 48 subito, perché non vogliamo passare metà della nostra vita in fabbrica, perché il lavoro è nocivo. Noi vogliamo la parità normativa tra operai e impiegati subito, perché vogliamo un mese di ferie, perché vogliamo condurre la lotta contro il padrone, operai e tecnici insieme, perché quando non ce la facciamo più a lavorare vogliamo starcene a casa senza perdere tutto il salario. Passano più di 30 anni. La classe operaia va davvero in paradiso, vittima della globalizzazione e della delocalizzazione. I nuovi sfruttati sono i precari del terziario, i contrattisti co-co-co, i co-co-pro, gli addetti ai call center. Prima Andrea Baiani e poi Michela Murgia, alle prese con la vendita, come vedremo, di un super aspirapolvere brevettato niente meno che dalla NASA e dal costo astronomico di 3.000 euro, il mitico Kirby, sono i rappresentanti più attenti e sensibili di questa che è stata definita come la letteratura del precariato, e con loro parlano ancora oggi a noi, agli interinali, ai lavoratori in nero, alle partite IVA, ai contrattisti a tempo determinato. E conclusivamente, poi passo la parola a Giorgio Monte, si può dire che potevamo certo allargarci ad altre letterature o andare molto più indietro nel tempo, Charles Dickens o la nostra Caterina Percotto, che ha scritto un racconto, un episodio dell'anno della fame, dove appunto si evidenzia la grande differenza economica tra il contadino che va a pietire i soldi dal padrone e il padrone stesso che lo tratta da pezzente. E poi Émile Zola di Germinale, oppure soffermarci, per venire più vicino a noi, su uno dei rappresentanti più noti della letteratura dell'alienazione come Luciano Bianciardi della Vita Agra, ma i tempi impostici non ce l'avrebbero permesso. I 4 autori prescelti però, credo, ci dimostrano alla fine una cosa: la letteratura, quando è buona letteratura, è capace di restituirci la vera essenza di un'epoca con risultati di assoluto rilievo, che anche chi si occuperà un domani di scrivere la nostra storia, anche la storia umiliante delle nostre retribuzioni, dovrà obbligatoriamente considerare. Andrea Baiani, filantropico del cancro. Di persone tutte contente di vedere sbarcare gente dall'Africa, dall'Albania o dalla Romania, in realtà ce ne sono abbastanza, che se ne dica. Sono persone che, vocazionalmente predisposte alla solidarietà, si sfregano le mani quando vedono qualche immigrato zonzo per la città. È per lo più concentrata nel nord Italia questa
fascia filantropica, soprattutto in Lombardia, Veneto e Piemonte. Non di rado è gente essa stessa che vive nella contraddizione di qui sopra. Solo ha una qualche piccola, media o grande azienda da mandare avanti, o ha in casa qualche vecchio un po' rincoglionito, o ancora ha pavimenti troppo sporchi. Il filantropismo che gonfia i loro petti non lo mettono mai a tacere queste persone, piuttosto lo esibiscono. Così facendo danno un lavoro a una massa informe di diseredati e al tempo stesso li strappano alla morsa della criminalità, che altrimenti li attanaglierebbe. Dopo averli reclutati, quindi, li salvano mettendoli al riparo nelle loro aziende meccaniche, edili, metallurgiche, petrolchimiche, sulle loro piastrelle opache o nei loro appartamenti accanto a vecchi claudicanti e malaticci, e sia fatta la volontà del Signore. I filantropi del nord Italia amano soprattutto la coerenza e quindi alla gente di colore nero non di rado propongono contratti in nero, così si sentono tra amici. Visto che la maggior parte dei lavoratori immigrati proviene dall'Africa, per non fare ingiustizie, il contratto in nero viene proposto anche agli altri stranieri. Tutti quanti accettano in nome del bene comune e ricevono i loro succinti stipendi in contanti, infilati in tasca come i soldi dei nonni per il gelato la domenica. Quando li ricevono, ringraziano e così i filantropi si sentono ancora più buoni. Ogni tanto poi qualcuno sparisce rispedito a casa perché non proprio in regola, ma questo fa parte del gioco e di quest'oro nero ce n'è abbastanza per un turnover sufficientemente redditizio. Sempre Baiani, dirigente e anche un poco tontolone. Da quando hai firmato il tuo contratto a progetto sei diventato un manager. Così ti hanno detto in azienda, e per renderlo inequivocabile lo hanno scritto in grande su un PowerPoint e lo hanno proiettato su una parete. Siete stati convocati tutti insieme dentro un albergo in una località incantevole e lì vi hanno parlato, da amici, del trend dell'azienda. Avete scherzato e vi siete lanciati delle palline di carta da una parte all'altra del tavolo, come è normale che si faccia quando un gruppo di amici va in vacanza, anche se solo per un paio di giorni, in una amena località turistica. Finito il momento ludico si è cominciato a parlare di organigramma e gli amici capi hanno proiettato dei grafici a torta, dei diagrammi e delle tabelle con su scritti dei nomi. Quando sono arrivati al tuo nome hanno detto a tutti che per funzione e per responsabilità tu sei assimilabile a un dirigente. D'altra parte, sei responsabile di un intero comparto e gestisci in totale autonomia clienti a Pesaro piuttosto che a Roma, Catania, Milano, Venezia, Torino, Firenze. Quindi è giusto e gentile da parte loro che ti considerino un dirigente. Ed è bello per te sentire di avere tutto questo potere. A pranzo tutti ti fanno i complimenti e c'è un brindisi in piedi per brindare la tua dirigenza. Quando tornate a casa in pulmino alla fine della convention aziendale, siete tutti più motivati e ancora più amici di prima. Mettete la musica a tutto volume, cantate, e quando vi separate, arrivati a destinazione, siete tutti un po' più tristi di prima. Scendi dal pulmino, infili la chiave nel portone e poi nella porta di casa. In cucina c'è la tua fidanzata o tua moglie che ti aspetta e ti vede entrare con la tua valigia con le rotelle. Quando le dici che bisogna festeggiare perché sei diventato dirigente, lei ti chiede: dirigente? A 800 euro al mese? Ma certo, un dirigente a progetto non è un dirigente qualsiasi. E poi chi ha mai pagato per giocare a fare il dirigente in un gruppo di amici? E per chiudere, Michela Murgia, premi incentivi lordi. Per capire la psicologia di un'azienda marketing oriented è indispensabile tenere conto di un fattore fondamentale: l'incentivazione della produzione tramite premi assegnati meritocraticamente.
Ogni numero della sezione Kirby è tappezzato di accattivanti proposte spacca record, assecondando le quali si ricevono quasi sempre premi in denaro. Ma non solo, anche viaggi. Questi premi sono moltissimi e continuamente rinnovati, in alcuni casi davvero cospicui. E questo mi fa pensare che per ogni Kirby venduto ci sia davvero un margine ampissimo di guadagno, altrimenti non si spiega come tirino fuori i soldi o come sopravviva una struttura che si regge solo sulla vendita. I fissi che le persone ricevono sono infatti molto bassi, bastano a stento a pagare la benzina per arrivare all'ufficio. Noi telefoniste riceviamo, oltre al fisso, un incentivo di 5 euro lordi per ogni appuntamento concretizzato, non solo fissato. Il consulente deve entrarci davvero nella casa. Se la brava casalinga, ravvedutasi, non gli apre la porta, l'appuntamento non viene pagato alla telefonista. A questo proposito è utile riferire che le telefoniste possono prendere appuntamenti solo per l'indomani e per il giorno successivo. Si suppone infatti che nemmeno la più scema delle casalinghe si faccia trovare in casa all'ora convenuta dopo averci potuto riflettere per 48 ore. A questo si aggiungono premi di varia natura, solitamente soldi, alla telefonista che fa concretizzare più appuntamenti al mese, alla telefonista che fissa più appuntamenti al giorno, alla telefonista che fissa più appuntamenti nell'orario delle 20:30 che è il più ostico. Ci sono anche premi di squadra. Se i 3 turni arrivano a fissare 80 appuntamenti per il giorno dopo, ogni telefonista riceve 20 euro in più di premio. Ogni volta che ci sediamo alla postazione, Herman, la capo telefonista, ci ripete tutti questi obiettivi. Una telefonista che fissasse una media di 5 appuntamenti al giorno e ne facesse concretizzare almeno un terzo, potrebbe arrivare a percepire un mensile di 700 euro. Per lavorare 4 ore al giorno non è poco. Ovviamente se non consideriamo che il contratto è micidiale co-pro. Il contratto progetto varato dalla nuova riforma del lavoro del governo Berlusconi, che ha fatto passare per cose giuste e legali tutte le violazioni dei diritti minimi del lavoratore, ottenuti in anni di lotta sindacale, quando i sindacati erano ancora una cosa seria. Non ci sono ferie, non ci sono malattie retribuite, non ci sono tredicesime, i contributi te li devi pagare tu per un terzo. A conti fatti, se ti ammali sono cazzi tuoi, se ti devi assentare anche, se rimani incinta cerca di fartela durare al massimo 2 mesi, altrimenti il tuo posto decade con un preavviso di 7 giorni senza condizionale. A pensarci bene, per lavorare 4 ore al giorno non è poco nemmeno questo. Abbiamo terminato.